Amici, bentornati anche quest'oggi a Villa Cidro, anche quest'oggi all'Istituto Giuseppe De Sì. Venite con me. Allora, io vorrei cominciare a introdurvi in questa giornata finale a conclusione del progetto Piga Sardubirdi. Guardate quanto materiale ho in mano, perché oggi è pieno di cose interessantissime. Una giornata, vieni, che nel mentre ti spiego, una giornata a conclusione di questo progetto che vede in campo tutti i microprogetti che erano all'interno di questo progetto, che li riuniva tutti i bambini che partecipano, tutti i lavori di tutti i bambini, le mamme che hanno fatto qualcosa, tutti qua a mangiare, a bere, a divertirsi. Il cameraman è contento, come ho detto, mangiare e bere. Sto parlando di cose serie, vieni con me. Allora, adesso vi faccio salutare, purtroppo oggi lo salutiamo, questo bel mondo che abbiamo conosciuto in queste settimane. Sono felice di aver partecipato perché questi bambini ti danno una grande energia, soprattutto abbiamo imparato tante belle cose. Emanuele ha capito anche come si fa a risparmiare, che è il suo scopo primario di tutta la vita. Emanuele è il cameraman. Allora entriamo e diamo inizio a questa giornata conclusiva di Piga Sardubirdi. Adesso mi ha inquadrato la cosa qua. Eccolo, lo vedete? Questo è il cameraman, cioè il cameraman di una televisione che inizia a sembrare. Ecco, ma cominciamo bene, vabbè, però mi è invogliato. Visto che all'entrata della scuola subito da mangiare, cominciamo così. Andiamo a lavorare! Oggi si conclude il progetto, una prima fase del progetto Piga Sardubirdi e anche il nostro anno scolastico. È stato molto faticoso, però veramente ricco di esperienze e così di percorsi. Abbiamo imparato tante cose, abbiamo litigato, abbiamo fatto pace. Adesso è il momento delle premiazioni. Primo classificato per il concorso culinario singolo, il numero 10. Chi era il numero 10? Una giornata importantissima dunque, che chiude un percorso che ha visto i bambini e gli insegnanti di Villa Cidro protagonisti di un cambiamento epocale che era nell'aria da tanto ma che nessuno era riuscito ad attuare in concreto e in maniera coordinata. Una serie di iniziative che porteranno un grosso risparmio economico per le scuole ed il comune ed inquinamento ridotto quasi a zero. E come in tutto il percorso, anche in quest'ultima giornata si insegnano ai bambini altri concetti importanti, insegnati in modo concreto e a tratti divertente. Come vedete nell'atrio principale della scuola ci sono dei signori anziani che non sono degli insegnanti, sono delle signore, dei signori del paese che insegneranno ai bambini gli antichi mestieri, ma soprattutto vedremo i risultati di queste settimane di tutto quello che hanno fatto i bambini sulla salute, sull'inquinamento, sul riciclo, sul riutilizzo, insomma su tutto quello che hanno imparato in questo bellissimo progetto. L'intera comunità di Villa Cidro qui nella scuola elementare e il sindaco ovviamente non poteva non esserci. Un'intera comunità, che un progetto partito dai bambini ma che poi ha coinvolto davvero tutti. Sì, è un progetto che la scuola ha voluto promuovere proprio perché ciò che più interessava era quello di cercare di coinvolgere tutta la popolazione. E poi l'aspetto che più viene curato nel progetto è l'aspetto del rispetto dell'ambiente. Bellissima l'iniziativa poi del fontanile, io ho apprezzato molto quella, sì. Perché paradossalmente sembra stiamo tornando indietro, ma questo tornare indietro rappresenta il futuro, perché basta così poco, l'acqua è di tutti, perché bisogna pagarla e inquinare con l'acqua, ed è un'iniziativa che dovrebbero far tutti e che invece è partita da qua. Sì, anche questo, realizzeremo un fontanile di fronte alle scuole e loro potranno riempire le brocche perché utilizzeranno a mensa.
una scuola veramente piena di iniziative. Oggi vedete tutti gli stand, ma in tutto l'istituto è pieno. Io non so se riuscirò a farvi vedere tutto. Come vedete, uno stand in cui si fa il pane, ovviamente biologico, uno stand in cui si fanno le marmellate, tutte cose genuine e fatte in casa, sono prodotti assolutamente genuini. Sì. Come si fa la marmellata, ad esempio? Allora, la marmellata, non ridete, la marmellata, dunque, noi abbiamo messo 2 kg di frutta cotta, matura, 1 chilo di zucchero, abbiamo pesato, l'abbiamo pulita, la frutta tagliata a pezzettini molto piccoli perché così è più veloce lo scioglimento del composto, e abbiamo messo un po' di addensante per aiutarlo comunque nell'addensamento e qualche goccia di limone sempre per aiutarlo all'addensamento. Semplice, molto semplice. Venite, vi faccio conoscere Ornella, perché io ho anche insegnato nelle scuole e sono stato ovviamente uno studente. Mi devi credere, una scuola così viva, così partecipata, con tanta passione ancora da parte degli insegnanti, non si vede spesso. Nonostante tutto, è vero. Ci piace lavorare bene, cercare di dare il meglio, poi chissà che possa essere di stimolo anche ad alcuni maestri o professori che non si sa per quale ragioni piano piano magari si sono un po' assopiti. Chissà che questo, perché poi da tante soddisfazioni serve un po' da stimolo. speriamo, anche perché sicuramente tutto questo ai bambini resterà, più di una lezione di italiano. Lo vedete, lui si chiama Riccardo ed è un esperto di formaggio. Allora Riccardo, spieghiamo il procedimento ai bambini che a casa non lo sanno. Come si fa sto formaggio? Allora, questo formaggio si mungono le pecore. Prima bisogna mungere le pecore, esce il latte e poi Vanno nel freezer della mungitrice. E poi si prende dal freezer e si porta nella caldaia. Si fa riscaldare per poi a 37 gradi per mettere poi il caglio che si lascia 20-27 minuti. È preciso, 20-27 minuti e non di più. E poi quando è pronto si deve capovolgere e poi si deve dare la forma. Bravo, veramente bravo. Loro sono il futuro. Chissà che ancora ci siano bambini che continueranno a fare sto mestiere, perché se non ci sono loro mi sa che il formaggio lo importeremo da dove? Dall'America. Mamma mia. Evviva il formaggio sardo. Ma voi l'avete mai vista la dirigente di una scuola elementare che fa il formaggio? Per chi lo stai facendo? Per i bambini? Per l'anno che verrà? No, per me stessa, perché è una cosa meravigliosa. Perché bisogna risparmiare, quindi bisogna farlo in casa e bisogna imparare. Diciamo che mi sto adoperando ad apprendere arti differenti. È bellissima. Questa è una scuola che vive, che partecipa, tutti insieme, la gioia, la passione di insegnare e di comunicare valori positivi ai bambini che, come vedete, sono entusiasti. Adesso vi voglio presentare Andrea Frau. Vedete tutti questi bambini allegri che stanno curiosando? Sono dei bambini normalissimi che normalmente noi siamo abituati a vederli mentre giocano alla PlayStation, a questi giochi moderni. Oggi no, oggi si stanno divertendo con gli antichi giochi di Sardegna che costruisce la tua famiglia. Sì, mio padre e io. E cioè, abbiamo paura che loro siano fissati con i videogiochi, invece vedi che si divertono con gli antichi giochi. Sì. Fatti con 0 lire. Sì, con un pezzo di canna. Questo cos'è, ad esempio? La Fucile? raganella. No, la raganella. La raganella, senza carredda. E funziona così.
Santa Carredda. Questa diciamo è senza ruotelle e senza manico. E con cos'altro giocavano i nostri genitori, i nostri nonni? Con i fucili con i fucili. Ah, il tiro elastico! Sì. Ma pensate, fatto con una molletta. O con una molletta e un pezzo di canna. Avete capito perché prima i nostri genitori funzionavano? Perché dovevano aguzzare l'ingegno a costruirsi le cose con le mollette. Ora è tutto già fatto, tu lo sai fare? Sì, Come si costruisce? con una canna e una molletta e un elastico. Oh, così mi dici, così semplice. Si incollano, però per mettere l'elastico in quello sopra, quando devi sparare, so che la molletta fa così, E parte l'elastico e ci divertiamo. E poi cos'altro c'è? Ad esempio, questo cos'è? Un tagliere per tagliare salsicce? Diciamo le tavolette e funzionano così. Vi piace questo strumento? Poi abbiamo Sadadara. Questo è bello, Sadadara. Sì. E questo cos'è? Una noce? Cos'è? Sì, è un pezzo di sughero trasformato a pallina. Ah, che scemo, sughero, deve essere leggero, una noce, non vola. No, non vola. Ma voi li conoscevate questi giochi? Siete contenti che adesso li state... Ma io sì. Adesso, d'ora in poi con cosa giocherete? Con questi o con la PlayStation? Con questo! Bravi bambini di Villa Cidro, fatevi un applauso. Con questi dovete giocare, non con la PlayStation. Fra le splendide colline di Usini, terra del Cagnulari, l'11 agosto un evento imperdibile. Giuliano Marongiu presenta Battol di Ganno Sammanudenta, la 14ª edizione dell'importante festival internazionale con gruppi provenienti da mezza Europa ed esposizione dei prodotti usinesi. 11 agosto, Usini, Piazza Europa. Il comune di Usini presenta Estate ad Usini, un programma vastissimo di eventi per un'estate davvero divertente. Fra gli altri 4 agosto con la Sagra dell'Andarino, 10 agosto con l'ormai famoso Calici di Stelle, l'11 agosto col Festival Internazionale del Folklore e dal 7 al 9 settembre la consueta festa patronale Santa Maria Bambina. Usini 2012, cultura, spettacolo, tradizioni. Ma perché devi spendere 1.500 euro per un abito da sposo quando qui da Low Cost li trovi a 190 euro? Fidati di tua sorella, vieni qui da Low Cost e vedrai che risparmio. Low Cost Abbigliamento a Sassari ti dà un'opportunità a cui è impossibile rinunciare. Indossare un abito perfetto al tuo matrimonio ma risparmiando tantissimi soldi. Una scelta davvero importante per ogni esigenza, spendendo solo 140 euro ad abito e solo 190 per quelli più complessi e pregiati. Davvero incredibile. E per giunta Low Cost veste tutte le taglie, dalle più minute a quelle extra large. In questo momento di crisi, perché spendere tanto per un abito da usare un solo giorno? E con i soldi risparmiati ti paghi il viaggio di nozze. Semplice. Hai visto che sorella, Oggi abbiamo risparmiato più di 1.000 euro. Vieni a trovarci a Sassari, Predaniedda, strada 28. Icno Sound Music Store, i prezzi migliori in Sardegna con i servizi più all'avanguardia. Una vastissima esposizione con tutti gli strumenti per amatori e professionisti. Noleggio e vendita a pianoforti con consegne in tutta la Sardegna. Service audioluci per eventi in piazza con tecnici professionisti e qualificati. Uno spazio con l'usato garantito su mixer, luci, microfoni, casse, impianti per piano bar e DJ. Uno spazio apposito in cui testare impianti audio e strumenti con consulenti specializzati. Icno Sound, la musica è cambiata. Nuovo punto vendita a Sassari in Viale San Francesco. Il Lounge Café, al primo piano del centro commerciale Tanit, sempre in prima linea nella organizzazione di eventi eleganti ed originali in cui puoi consumare aperitivi sfiziosissimi o i pranzi veloci, è lieta di offrire ai sassaresi la seconda edizione de La Giornata dei Motori.
28 e 29 luglio parte la seconda edizione della Giornata dei Motori. Il 28 dedicato al motoraduno, il 29 ai motori storici. Una manifestazione ricchissima di avvenimenti con proiezioni video, mercatino pezzi usati, stand, tatuaggi, aerografie, customizzazioni in opera ed intrattenimenti vari, con rampa free skate, BMX, American Cars, bisonte americano e tantissimi giochi. E appena cala il buio si parte con l'elezione di Miss Tribalina e Miss Motocciocco, con musica rock e DJ set fino a tarda notte. Insomma, un appuntamento davvero imperdibile. 28 e 29 luglio, Stella del Mediterraneo, Sassari, by Tribales. Sulla strada per Capocaccia, nei bellissimi paesaggi algheresi, Resort Santiago, un ristorante e pizzeria a basso costo ma con tante sorprese. Un bed and breakfast con bungalow immersi nel verde a 2 passi dal mare a soli 25 euro con prima colazione. Un programma di eventi ricchissimo con 3 sale da ballo per gli amanti del liscio e del latinoamericano. Un ristorante e pizzeria con forno a legna con una bellissima terrazza all'aperto che dà direttamente sulla grande piscina che bene si presta per aperitivi e serate a tema con possibilità del giro pizza tutti i giorni a soli 10 euro. Un locale per cui vale la pena fare qualche chilometro per godere anche delle bellissime spiagge e degli splendidi paesaggi che lo circondano. Resort Santiago, via Patada, strada per Capocaccia, direzione Portoferro. Per una serata diversa e piccante al punto giusto, Pancho Villa, il vero e unico ristorante messicano. Salette interne riservate e una grande terrazza all'aperto per gustare le vere sfiziosità messicane accompagnate da fiumi di fresca sangria. Pancho Villa propone tutti i giorni il Giro Messico, 15 euro e potrai assaggiare tutte le prelibatezze senza eccezioni. Ma le novità per l'estate sono solo all'inizio. Tutti i venerdì e sabato live music e DJ dalle 23, con i famosi cocktail a base di rum e non solo. Viale Porto Torres 5, Sassari. Smettila di salutare perché qua le ciao mamma, dobbiamo fare un discorso serio, siamo tra uomini. Mi ascolti, siamo tra uomini e bisogna parlare di cose serie. Da uomini a donne. Da uomini a donne. Da uomini a uomini, come da uomini a donne? Ci sono anche le donne. Ah, ci sono anche le donne, hai ragione. Come ti chiami? Giada. Giada, allora. Francesco. Tu che sei un uomo, cosa hai imparato oggi? Allora, oggi ho imparato a rispettare quelli di Africa e di aiutare i poveri che non hanno cibo. Ah no, aspetta, questo mi ha stupito perché hai detto una cosa veramente molto bella. Soprattutto oggi, come nelle altre settimane, abbiamo imparato anche a risparmiare. Io ho imparato a condividere le cose con quelli poveri. Bravo, quindi bisogna condividere invece di essere egoisti. Giada, tu che classe fai? Terza. E cosa avete imparato? Avete imparato anche a risparmiare. Sì. Ad esempio come? Con le bottiglie abbiamo risparmiato i tappi di plastica. Allora, innanzitutto hanno eliminato da questa scuola i piatti di plastica e poi i tappi di plastica e soprattutto hanto anche eliminato lo scotte. Abbiamo usato l'asciugamano. Hanno usato l'asciugamano. Che cos'è questa cosa di sprecare la carta per asciugarsi le mani? Ci avete l'asciugamano, mamma la lava e poi la riusate. Tua mamma usa sempre l'asciugamano. Brava, tutti gli asciugamani. Oh, quante cose! Troppo ve ne stavo dicendo, io mi faccio un po' insegnare queste cose e ci sentiamo. Piatti di plastica, l'asciugamano. Piatti di ceramica. Adesso voglio avvicinarmi qua, buongiorno. Vedo che siete allegri, divertiti, perché evidentemente questi bambini sono contagiosi. Papiro Sarda ovviamente presenti all'ultima giornata. Naturalmente, noi abbiamo partecipato, siamo partner in questa iniziativa. Credetemi, vedere, lavorare con i bambini che fanno queste cose con tanto entusiasmo, quelle che noi grandicelli abbiamo detto che sono cose antipatiche, le abbiamo un po' messe da parte, le abbiamo buttate via, cose dei vecchi che non...
Ma l'avete visto l'entusiasmo? Avete visto come sono felici i bambini? Cose dei vecchi. I bambini hanno innanzitutto imparato, divertendosi, come si fa la carta riciclata, ma soprattutto hanno imparato che la carta bisogna riciclarla. Perché comprarla nuova? Si può fare tutto con la carta riciclata, tutto. Le nuove generazioni devono crescere con questo pensiero. Infatti, avete visto i cartelloni che hanno fatto? Allora, loro sono venuti in cartiera a vedere cosa noi facciamo con la carta. Hanno visto il rifiuto di carta dal momento che arriva, si sono scandalizzati per tutto quello che purtroppo intanto ci casca. Loro mi dicevano: ma signora Rita, ma ha visto cosa hanno buttato qui? Bello, perché andrà a finire che i nostri bambini ci insegneranno a fare la raccolta differenziata. Fatelo bambini, grazie. Volevo spiegare un'altra cosa interessante, che col riciclo, col riutilizzo della spazzatura noi ci possiamo guadagnare, e invece spesso questo non succede, specie in Sardegna, perché dai rifiuti potremmo fare tanto. Loro hanno una cartiera esistente che funziona, ma voi i rifiuti a volte non ce li avete, perché? Perché purtroppo, sai, abbiamo un consorzio nazionale che deve regolarizzare le cose secondo una norma nazionale. Per cui a noi dei nostri rifiuti sardi ce ne spetta solo una minima parte. E gli altri? E gli altri vanno ad altre cartiere nella penisola, in Cina. Dove riciclano. Dove riciclano, ovvio, fanno dei prodotti anche belli e tornano in Italia, quindi anche in Sardegna. E noi ce li paghiamo. Aspetta, li paghiamo se abbiamo lavoro. Non possiamo neanche ricomprarli, perché ormai siamo tutti senza una lira. Ma capite il circolo vizioso? Qua noi potremmo, tramite aziende come questa, recuperare tutti i nostri rifiuti, guadagnarci sopra, pulire anche l'ambiente che non è mai male, e avere lavoro, avere occupazione. Certo, perché creerebbe anche occupazione. Certo. Vabbè, almeno però progetti come questo e aziende come la vostra stanno creando i presupposti perché questo piano piano avvenga. Ancora c'è tanto da fare, però è un bellissimo. Però andiamo avanti con chi ci crede e con chi non ci crede. Convinciamolo, Convinciamoli, questa dunque è la parola chiave di tutto questo progetto. Meccanismi e gesti quotidiani, facili. Con questo entusiasmo però e con questa voglia di cambiare il mondo positivamente, tanto si è riusciti a fare in poco tempo. Ora sta a tutti noi ragionare sui danni che possiamo provocare con abitudini sbagliate e porvi rimedio. La Fondazione Sesco Onlus per l'Ambiente ha promosso 100 scuole per l'ambiente. Villa Cidro è stata prescelta come scuola capofila per l'installazione di un impianto fotovoltaico donato dalla Fondazione Sesco e quindi verrà installato, a breve 1 o 2 mesi, un impianto fotovoltaico in questa scuola e oltre a questo verranno installati dei pannelli che minuto per minuto, secondo per secondo faranno capire ai bambini quante emissioni di CO2 vengono risparmiate. Cioè, in un periodo di crisi, in un periodo in cui la parola d'ordine è risparmiare e cercare di spendere meno, questa scuola non solo non spende niente e si mantiene benissimo, funziona, ma produce energia. Quindi questa scuola, con la messa in funzione di questo impianto fotovoltaico, si renderà quasi autonoma. La cosa importante è che il progetto consiste nell'utilizzare i proventi del conto energia e del risparmio energetico per azioni come questa, cioè di promozione a un consumo ecosostenibile, quindi a un utilizzo giusto delle risorse, ecocompatibile, al risparmio energetico. Quindi da un lato risparmiamo energia, dall'altro promuoviamo l'uso ecosostenibile dell'ambiente e delle nostre risorse, che come sappiamo sono esauribili. Vedete, questo è il comune di Villa Cidro, il primo comune a cui è stato donato l'impianto fotovoltaico. Guardate quanti comuni invece poi nel giro di un mese hanno aderito al progetto. Siete davvero in gamba, perché nel giro di pochissimo tempo avete allargato a macchia d'olio il vostro progetto. Sì, il progetto 100 Scuole è uno degli strumenti che la Fondazione Sesco per l'Ambiente Onlus utilizza per diffondere la cultura ecosostenibile. Attraverso quindi questo progetto
progetto noi arriviamo direttamente all'interno delle scuole, realizziamo l'impianto fotovoltaico e realizziamo giornate evento all'interno delle quali ai bambini viene spiegato il funzionamento della tecnologia fotovoltaica. La scuola di Villa Cidro da questo punto di vista è un ottimo esempio, perché abbiamo potuto constatare che i bambini hanno veramente introiettato questo messaggio e finché appunto ci sono i bambini che si fanno promotori e portavoce di questo messaggio, forse la società ha ancora una speranza, perché il pianeta ha veramente bisogno di una nostra azione consapevole. Non è lontano il momento in cui il petrolio finirà, al carbone non possiamo 100 tornare, cioè qual è l'alternativa? Per cui o ci mettiamo in testa che questo è il futuro e i bambini lo devono sapere, oppure non so quale altro sarà il futuro possibile. Beh, se consideriamo che noi poi abbiamo la fortuna di vivere in un'isola che da questo punto di vista ha una grandissima ricchezza naturale, abbiamo il sole, abbiamo il vento, abbiamo fonti energetiche rinnovabili che possono garantirci un utilizzo dell'energia pulita. In questa giornata, in queste settimane anzi, in cui abbiamo visto tante attività, abbiamo parlato di riciclaggio, di riutilizzo, di prodotti ecosostenibili, loro sono intervenuti come Adiconsum per fare un lavoro fondamentale. Guarda, sembra un caso, ti sta volando la bandiera dell'Adiconsum, sembra fatto apposta. Voi fate un lavoro fondamentale, perché voi siete qui vicino all'utente, vicino al cittadino, dislocati in ogni provincia, per dire loro: noi sappiamo come consigliarvi, come non farvi imbrogliare, come tutelarvi. Spiegamelo tu in parole più tecniche. Sì, allora la Adiconsum, semplicemente l'Associazione per la tutela dei consumatori, si occupa di tutelare il consumatore, che va dall'età insomma dai bambini sino all'età più avanzata. Io leggevo ad esempio qua la sicurezza e la garanzia dei prodotti, perché voi consigliate anche su quali sono. Sì, noi allora diamo dei consigli soprattutto sui prodotti che possono essere più sicuri e cercare di garantire così degli acquisti più sicuri, perché si sa al giorno d'oggi molti vanno a acquistare dei prodotti, dei servizi che non sono quel che sembrano. È proprio nell'ottica di molte imprese cercare di raggirare, di truffare l'utente in modo che venga acquistato quel determinato prodotto o quel determinato servizio, che poi in realtà si rivela per quello che non è. Soprattutto oggi, soprattutto di questi tempi, soprattutto con internet, dove con le carte di credito, insomma, online si verifica spesso il furto di identità. Questo è una cosa... Sì, è facilissimo ormai, con tutti i vari programmini, siti che traggono in inganno, è un attimo. È davvero un attimo, e da lì succedono un sacco di guai. Come un attimo invece contattarli e informarsi prima. Se noi ci informiamo e conosciamo, più conosciamo, meno ci imbrogliano. E poi è importante prevenire, quindi se noi conosciamo già sappiamo alcune cose. Assolutamente, ma noi nei nostri uffici siamo presenti anche per un semplice consiglio. Spesso molte persone vengono con dei dubbi e noi glieli chiariamo e poi li consigliamo in un determinato modo.
E con questa allegria dei bambini che giustamente festeggiano la fine dell'anno scolastico, noi invece festeggiamo insieme questo progetto. Io lo vorrei salutare così, con una tua frase proprio, un modo non solo per dire si può fare, ma noi insieme, voi tutti lo state facendo. Sì, questo non è la fine per noi, è la fine solamente dei corsi, ma è praticamente l'inizio di un proseguio che continuerà, che stiamo continuando da un punto di vista tecnico attraverso conferenze di servizi, riunioni, per fare in modo che tutto quanto è stato prospettato ai ragazzi poi si verifichi effettivamente nella realtà. E quindi... Due giovani ingegneri che a quanto pare, insieme a tutti gli altri coinvolti nel vostro progetto, dirigenti compresi, state per cambiare una grossa fetta dell'economia della Sardegna. Sì, molta dell'economia e delle abitudini delle persone. La grande partecipazione di oggi dei genitori ha dimostrato che effettivamente piano piano ci stiamo riuscendo. Pasquale Salvatore con la mia scesa che viaggiavamo su 60 direzione verso il mare, ho comprato la statale, mi fermato la strada, quello che succede nelle favorite, la propria guarda l'assicurazione già mi sale la pressione, ma poi c'è scritto. Vedete quanto è bello vivere la scuola in questo modo. Questo vuol dire vivere la scuola imparando anche cose importanti, ma vivendola in allegria, perché la scuola è anche un luogo di divertimento, non dimentichiamocelo. Al prossimo progetto, perché vedete di questi ve ne faremo tanti, ve ne faremo vedere tanti altri. Alla prossima scuola, al prossimo paese, al prossimo anno, alla prossima puntata, settimana prossima. Così si conclude un percorso di cui siamo orgogliosi di aver fatto parte. Abbiamo conosciuto insegnanti, professionisti ed imprenditori che occorrerebbe premiare perché possono migliorare l'economia della nostra isola. Gente che tutte le mattine, nel silenzio e nell'ombra, operano per il bene comune. In momenti difficili come questo però non basta, dovrebbero avere il supporto di ognuno di noi che, ognuno nel proprio piccolo, potremmo riuscire a cambiare e costruire un mondo e un'economia più sostenibile. All'euforia di essere arrivati a grandi risultati concreti si aggiunge poi la consapevolezza che questo è solo l'inizio, poiché per l'anno prossimo ancora tanto ci sarà da fare. E allora presto! Il Comune di Usini presenta Estate ad Usini, un programma vastissimo di eventi per un'estate davvero divertente. Fra gli altri 4 agosto con la Sagra dell'Andarino, 10 agosto con l'ormai famoso Calici di Stelle, l'11 agosto col Festival Internazionale del Folklore e dal 7 al 9 settembre la consueta festa patronale Santa Maria Bambina. Usini 2012, cultura, spettacolo, tradizioni. Fra le splendide colline di Usini, terra del Cagnulari, l'11 agosto un evento imperdibile. Giuliano Marongiu presenta Battol di Ganno Sammanudenta, la 14ª edizione dell'importante festival internazionale con gruppi provenienti da mezza Europa ed esposizione dei prodotti usinesi. 11 agosto, Usini, Piazza Europa. Nella splendida cittadina medioevale di Castelsardo, proprio davanti ad una baia incantevole, Hotel Riviera, uno degli hotel più antichi e rinomati ma con tutti i comfort più moderni, con le camere affacciate sulla splendida spiaggia adiacente per una vacanza da sogno. Proprio a fianco l'Hotel Janus, un luogo elegante adatto per convegni e meeting con ampie vedute sul mare, ma soprattutto con la famosa cucina del ristorante Fofò, la cucina che ha segnato la storia dell'arte culinaria in Sardegna. Se vuoi vivere momenti da sogno, vieni a trovarci a Castelsardo o visita il sito. Dai Marti, lava le mani. Dai Martina, ti prego, devi fare i compiti. Martina, perché non mangi? Perché voglio tornare a Pippilandia. E
Proprio vero, Pimpilandia è un mondo divertentissimo da scoprire, con tutte le novità sul mondo delle feste, i gadget, le parrucche, gli scherzi, i piatti colorati, i trucchi per bambini, palloncini, gadget matrimoniali e tutto quello che rende magica e colorata qualsiasi tipo di festa. E questo Martina e la sua mamma lo sanno bene. Perché Pippilandia è un bel gioco! Il mitico Liberty riapre, cambia gestione e arrivano subito una marea di novità. Le pizze a pranzo e cena, una cantina caratteristica e bellissima in cui ritrovarsi per un aperitivo in totale relax. Un ristorante lussuoso ma a prezzi normalissimi per concedere a tutti di coccolarsi un po' con occhi e palato. La musica live in una piazzetta all'aperto delle più belle in zona per cenare al fresco o anche solo per un drink in compagnia. E se non vuoi prendere l'auto, veniamo a prenderti noi. Ma soprattutto il servizio catering per feste e matrimoni, organizzati in modo talmente professionale da fare invidia ai lussuosi resort. Insomma, il Liberty è diventato ormai imperdibile. Corso Vittorio Emanuele, Sassari. Amici, lo so, adesso non vedete niente, ma fra pochi secondi qua parte il delirio. Castelsardo, 21 luglio 2012, si parte col carnevale estivo. 3, 2, 1. Questo è il carro principale, Robin Hood. Cioè, Robin Hood. Praticamente in mutande. Dobbiamo ai poveri per dare ai ricchi. Ah, bello, quindi c'è un significato politico. Ma ti insegna praticamente. Basta vedersi, guarda. In braga di tela siamo, Vedi, il carnevale è bello per quello, perché poi ridendo e scherzando si mandano i messaggi sociali e politici. Alle persone che capiscono qualcosa di socialità. Voi avete creato una cosa meravigliosa per Castelsardo. Secondo me non ci sono meno di 20.000 persone. Sicuramente, noi siamo fieri di essere castellanesi e di fare questo per il paese. Le sarde saranno anche belle, però qua stiamo parlando di gente che viene da fuori. Da dove venite? Da Cuba! Da Cuba! Siete tutte cubane? Tutte cubane! Voi siete abituati a vivere il carnevale, quello bello, come vi sembra questo in Sardegna? Bello, molto bello, accogliente! Bellissimo, mi piace un casino. Voi cosa farete oggi? Faremo una conga cubana, direttamente de Santiago de Cuba e de La Habana de Cuba. Eccolo qua, siamo in mezzo al corteo, come vedete, laconi rappresentati ovviamente nelle loro maschere. Vieni con me perché da qua comincia la sfilata. Ci sono, credo, decine e decine di carri che partono da qua, dal posto più rappresentativo di Castelsardo, che è il castello, e si scenderà fin giù fino ad arrivare al mare. Una manifestazione che sta assumendo un valore importantissimo per ovviamente l'estate di Castelsardo. Io direi che è meglio che non vediate me, ma vediate le maschere, questo carnevale estivo. I like the way, girl, you are moving. I wanna be around you, I have just to say. I like to say, girl, you are grooving. When I see the way, I want you to stay. We have to play, just like a baby. When I realize this music must play, I've got to feel it when you are whining. When I realize this bang banging away. I like the way you shake your ass around me. I like the way you swing your hips around me. I like the way you shake your ass around me. I like the way you swing your hips around me.
scusate, lì c'erano le cubane venute da Cuba e voi? Al Brasile venute dal Rio dei Frigianero. All'organizzazione sono mancati i fondi e quindi saudagi. Saudagi. Oh, mica siete brutti, però simpatici. Beh, è minimo. E una danza non ce l'ha regalata. Milami. Una strada, Ma preferite le cubane o i signori dal Brasile? I signori del Brasile. Più originale. Me, il marito, meglio le cubane, no? Meglio le cubane, noi bergamaschi preferiamo meglio le cubane. Ma voi siete venuti apposta da Bergamo per il carnevale? No, siamo in vacanza, però abbiamo saputo che c'era questo carnevale e siamo contenti di averlo visto. A-E-I-O-U-Y 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 Rio Maravilha, nos gozamos de você. Chama o João Esquece! Ma che roba è? Di dove siete? What's your name? Germania, Simon, Alemania, Colonia! Two time visit! Yes o'clock! Ma che maschera è questa qua? Sul lato di Cuglieri. Ah, di Cuglieri? Cuglieri. Io sono di Bosa e sono vicino a voi, non l'avevo mai vista sta mascherata. Guardi, è un po' d'anni che abbiamo questa maschera, stiamo cercando di portarla un po' in giro per la nostra Sardegna. Ma è recente? Sì, l'abbiamo riscoperta da qui a 4 anni a questa parte. Sapete che cosa rappresenta la vostra maschera? Certo. Il mistero tra il mare e la terra. Questo è del mare, della volpe, il vestito della volpe. Le conchiglie del mare per la saggezza. Sono con Angelo, uno degli organizzatori. Voi avete creato una cosa incredibile, perché è vero che ci si diverte, ma qua si crea anche economia. Sì, devo dire che il carnevale porta un sacco di lavoro, a parte la gioia dei ragazzi, certamente. Com'è nata l'idea del carnevale estivo? Dai pazzi, ci stanno spostando. Dai pazzi, dice, è vero, perché non è che... Solo dei pazzi possono fare un evento del genere. Quanto ci si mette a organizzarlo? 6 mesi. 6 mesi? Sì. Qua ci sono tutte le maschere della Sardegna. Ci fossero meno ostacoli 3 mesi, ma siccome abbiamo anche un po' di ostacoli che noi però scavalchiamo. Voi fate tutto da soli praticamente. Sì, con l'aiuto soprattutto della gente e dei ragazzi. Bello, complimenti. Io credo che non ci saranno meno di 20.000 persone che tutti gli anni aspettano questo evento oramai. 20.000 sì. Credo che l'abbiamo anche superato. Ma è incredibile, le maschere sono riuscite a prendere a Lazzo un signore che era lì al primo piano e che stava guardando. Poverino, la sfilata è stato preso a Lazzo. Vieni che intervistiamo l'autore del gesto. Aspetta, hai fatto un gesto incredibile, l'hai preso in sorpresa al primo piano. Voi che maschera siete? Mamutones e Salvadores. Il carnevale voi lo fate dovunque, siete invitati anche all'estero. Qual è quello che preferisci? Quello di Mamoiana. Beh, certo. Qual è il carro che preferite? Tutti quanti. Mi piacciono tutti. Le guaiane. Con le vestite maschi però. Ah, i maschi? Titi. Molto bella. Qual è la maschera che gli è piaciuta di più? Quelle mimettici. Bello. Le soldatine. Le soldatine. E le meduse. Le meduse, poi c'era la cozza. Siamo a Castelsardo, però siamo anche sassaresi. Un saluto da Latte Dolce. Venite da Cagliari apposta per il carnevale di Castelsardo? Certo. Ma veramente? Sì. E a Cagliari non lo fanno? No, così bello no. Qual è secondo te quello più bello? Quello di Castelsardo, è bellissimo. Bellissimo. Bosa, anche Bosa è bello? Sì,
questo è più bello. Ma veramente, il carnevale più bello è quello di Castellammare? Il carnevale più bello della Sardegna. Sì, no, molto bello, veramente non pensavo. Sì, è bellissimo. È divertente. Mette un po' di vita nella città, è bellissimo. Avete visto altri carnevali estivi? No. Sì, l'anno scorso. E questo com'è invece? No, questo c'è molta più gente. Brava, sa come si fa. Bonsoir. Bonsoir. Je suis intervistateur sardignol. Oui. Et voulais savoir, c'est ça divertente? Oui, tout à fait. C'est la première fois que je vois le carnaval de Castelsardo. En plein été. Allora, siccome ci guardano in tutto il mondo anche, diamo un saluto in algherese, che è una lingua speciale, bellissima. Vai! Allora, loro non sono mascherate, ma sono fuori di testa comunque. Siamo di Valle d'Oria. Ma voi siete di Valle d'Oria e quindi a prescindere siete fuori di testa. Non si vede? Ascolta, ti ho visto che tu facevi Voi siete discotecare proprio. Sì, e dopo venite al sax che ci divertiamo. Fra le splendide colline di Usini, terra del Cagnulari, l'11 agosto un evento imperdibile. Giuliano Marongiu presenta Battol di Ganno Sammanudenta, la 14ª edizione dell'importante festival internazionale con gruppi provenienti da mezza Europa ed esposizione dei prodotti usinesi. 11 agosto, Usini, Piazza Europa. Il comune di Usini presenta Estate ad Usini, un programma vastissimo di eventi per un'estate davvero divertente. Fra gli altri 4 agosto con la Sagra dell'Andarino, 10 agosto con l'ormai famoso Calici di Stelle, l'11 agosto col Festival Internazionale del Folklore e dal 7 al 9 settembre la consueta festa patronale Santa Maria Bambina. Usini 2012, cultura, spettacolo, tradizioni. Il mitico Liberty riapre, cambia gestione e arrivano subito una marea di novità. Le pizze a pranzo e cena, una cantina caratteristica e bellissima in cui ritrovarsi per un aperitivo in totale relax. Un ristorante lussuoso ma a prezzi normalissimi per concedere a tutti di coccolarsi un po' con occhi e palato. La musica live in una piazzetta all'aperto delle più belle in zona per cenare al fresco o anche solo per un drink in compagnia. E se non vuoi prendere l'auto, veniamo a prenderti noi. Ma soprattutto il servizio catering per feste e matrimoni, organizzati in modo talmente professionale da fare invidia ai lussuosi resort. Insomma, il Liberty è diventato ormai imperdibile. Corso Vittorio Emanuele, Sassari. Ma perché devi spendere 1.500 euro per un abito da sposo quando qui da Low Cost li trovi a 190 euro? Fidati di tua sorella, vieni qui da Low Cost e vedrai che risparmio. Low Cost Abbigliamento a Sassari ti dà un'opportunità a cui è impossibile rinunciare. Indossare un abito perfetto al tuo matrimonio ma risparmiando tantissimi soldi. Una scelta davvero importante per ogni esigenza, spendendo solo 140 euro ad abito e solo 190 per quelli più complessi e pregiati. Davvero incredibile. E per giunta Low Cost veste tutte le taglie, dalle più minute a quelle extra large. In questo momento di crisi, perché spendere tanto per un abito da usare un solo giorno? E con i soldi risparmiati ti paghi il viaggio di nozze. Semplice. Hai visto che sorella, eh? Oggi abbiamo risparmiato più di 1.000 euro. Vieni a trovarci a Sassari, Predaniedda, strada 28. E questi chi sono? Aspetta che stanno andando. Scusate! Dove state andando? Fermi un attimo, che maschera siete voi? No, pescatori. Pescatori, giustamente, di dove siete? Castelsardo. I pescatori di Castelsardo. Certo. E come vi è venuto in mente di mascherarvi così? Guarda, lo faccio ogni giorno, mi piace, è una passione. Tu sei pescatore? Certo. E tu sei pescatore lo stesso? Allora. Ah, vai che stai mangiando pane e Nutella, no, cos'è? Ah, no, le frittelle del carnevale. Io sono figlio di pescatore. Ma voi avete il carro su? No. Ah, voi siete due singoli che vi siete organizzati? C'è il carro dei pesci, tutti morti, non scendono più. Bello, questo mi piace, cioè c'è un significato anche intrinseco. C'è il carro dei pesci, noi stiamo dietro il carro dei pesci in realtà. Stiamo dietro, però non dovrebbe più scendere perché mi sa che non ce n'è più da cazzo. È vero, qua il pesce mi sa che è finito ed è questa la polemica, no? Oh no, in fondo al mare, nessuno ci frigge o ci cucina in frigo.
escassea e non si rischia di affogare, non c'è un amo in fondo al mare, la vita è ricca di bollicine in fondo al mare, in fondo al mare, con questo ritmo la vita è sempre dolce così, anche la razza ed il salmone sanno suonare con passione, qui c'è la grinta, ogni concerto è un successo. Anch'io voglio stare in mezzo ai pesci del mare. Questi rappresentano tutti i pesci del mare che stanno seguendo il corteo fino a salire su, presumo verso il Sax. Voglio intervistare qualcuno. Tu sei un pesce? No, sono una stella marina. È bella la stella marina. Aspetta, un altro pesce. Tu sei una sirena? Sì, una sirena. Voi siete di Castelsardo? Certo, sì. Un soggetto interessante. Ecco, lui è un soggetto interessante in effetti. Lei è un soggetto interessante perché lei è il pesce palla. No, il pesce palla. Pesce palla. O il pesce balla. No, palla e balla. Ecco, anche lei è un pesce. Che pesce sei? Un polpo, mi vede? I tentacoli, li vedi? Ah, è vero, c'è anche i tentacoli. Sì. Ma quanto ci avete messo a preparare questi vestiti? 2 settimane. Ah, 2 settimane. Sì. Guarda, loro sono tutti pesci del mare di Castelsardo. In fondo al mare. Una manifestazione interessante, bella, divertente, ma che crea economia, muove mercato, porta turisti. Ha portato tantissimi turisti a Castelsardo, ha creato veramente in una giornata tanta economia, i bar pieni, i ristoranti pieni, pizzerie piene, tutti hanno veramente lavorato. Complimenti a tutti gli organizzatori, complimenti a tutti i partecipanti che hanno vissuto una giornata da protagonisti e non da spettatori, e la Sun Service sarà sempre presente a fianco di queste iniziative perché siamo convinti che siano iniziative importanti per tutto il paese, per tutto il territorio. Bello, vieni che facciamo questo gioco. Che gioco è questo qua? Questo si chiama Subillondo Viadori. Subillondo Viadori, sarebbe il gallo indovinatore. Il gallo indovinatore? Vai, qua dentro c'è un gallo. Sì. Ah, e questo indovina le cose, cioè? All'antichità si metteva una monetina, allora si prendeva il bigliettino, lui prendeva il bigliettino e la donna lo leggeva per vedere se era fortunata. No, venga signora, venga che lo facciamo vedere in diretta. La signora vuole mettere il bigliettino. Scusa, la signora vuole mettere la monetina, dove si mette? Lei dia una monetina a me e poi prende il bigliettino. Datemi una monetina. E dove è la monetina? Senza monetine, vedi la crisi cosa vuol dire? Vogliamo fare la gag della monetina? Ecco la monetina. Vedi. Adesso prendo un biglietto e lo legge. Allora, leggiamo il bigliettino, vediamo se corrisponde a verità. Fortunata sei. Come c'è scritto che non vedo bene? Tocchendi de punta e andendi de d'accu, sibiri de attesu casesi do tumaccu. Ci ha beccato. Ha ragione, vedi che è vero. Su Gallo fai Dante. Se questo indovinello indovinerai, tanta gioia tu avrai. Più lo tiri e più si allunga. Cosa è? L'elastico, brutti maleducati. A cosa avete pensato? Guarda, scusami, allora, ok, c'è il carnevale, tutti si stanno divertendo, passano i carri, però guarda, dai uno sguardo ai negozi, guarda, prendili tutti, la gelateria qua, l'altra gelateria, guarda, se ti giri, vini e dolci, Corallo, più in qua c'è l'artigianato sardo, i negozi sono pieni. Sapete cosa vuol dire questo? Io lo dico anche all'amministrazione, al comune, vedi che il cameraman annuisce, tutto questo non serve solo a ballare, a divertirsi, serve a portare la gente qua, perché se non ci dedichiamo anche a queste cose muoiono tutti. Anche Livio Cucuru presenta questa festa, tu sei mascherato da hawaiano, anche perché vieni, tutti gli hawaiani. Allora, altro che Brasile, altro che Cuba, viva gli hawaiani di Sassari! Siamo sulla piazza del paese, praticamente al centro di Castelsardo, da qua si capisce, anche se le vie sono tante,
Una di quelle è questa qua, guardate qua sotto, la gente che c'è, è una cosa incredibile. Tutte le bandiere della Sardegna a rappresentare quello che è un valore comunque anche culturale dell'isola, ovvero tutto il patrimonio storico e culturale che le maschere rappresentano. Ci sono tutte le maschere della Sardegna che stanno sfilando in queste vie colme, veramente colme di gente. Un evento che è sempre più importante per Castelsardo perché vedete che raduna tantissime persone. Un paese, quello di Castelsardo, bellissimo, apprezzatissimo dai turisti, ma che stava sentendo come tutti la crisi. Oggi sembra che la crisi non esista, guardate qua, è un fiume di gente, un fiume di allegria che si è dimenticata di Mario Monti, di tutto quello che stanno combinando, perché oggi a Castelsardo si fa festa, punto esclamativo. Vieni, ho visto un viso che io l'ho già conosciuto questo qua, te lo giuro. Non lo so, l'ho visto da qualche parte, però non mi ricordo dove. Vabbè, io adesso vado a conoscere. Scusate, posso dire che sono meglio le sarde delle cubane? Tu sei sarda? No! Di dove sei? Sono rumena. No! È rumena, ho sbagliato tutto! Però era un viso già conosciuto, io l'avevo visto da qualche parte, vero Emanuele? Oh, chissà dove. Però lei è sarda, io lo sapevo che l'avevo già vista, no? Di dove? Sarda, Castelsardo! Oh, Castelsardo, evviva le castellanesi! Perché ci sono tutti i turisti e castellanesi che stanno guardando le cubane, cioè non abbiamo niente che invidiare. Siamo meglio noi! Oh, brava, viva! Viva Castelsardo! Questo carro che cos'è, signora? Che carro è? Ah no, non è un passeggino vero questo? Sì. È perché non si capisce più dov'è la realtà, dov'è la finzione. No, questo è un bambino vero, posso assicurarvi. Siamo in mezzo al corteo, sembra davvero di essere a Rio de Janeiro, non sembra più la Sardegna, non sembra più Castelsardo. Mi seguono per i coriandoli, ce li ho tutti in bocca. Guardate qua, fra tutte le cose anche così simpatica abbiamo invece un angelo, presumo, sì? Certo. Però... Ma ti sei vestita solitaria così, di tua iniziativa? Perché c'è il diavoletto qua. Angelo e diavolo? Certo. Lei è il mio piccolo diavolo, io sono dell'angelo. Ascolta, visto che in questo mondo che sta andando piuttosto maluccio, di imbroglioni, abbiamo qua un angelo, dacci un messaggio positivo da angelo. Fate l'amore e non la guerra. Questo mi piace. E questa che maschera è? La casa degli spettri! Bella la casa degli spettri! Eccoli! Guarda! Vieni Emanuele, passami la telecamera in diretta! Guarda qua! La casa degli spettri! Carnevale estivo 2012! Live assoluto! Abbiamo trovato una delle maschere più emblematiche, strane, insomma, la morte. Tu rappresenti la morte. Sì, poi sì, c'è come tante. E rappresenti... Errore di mestiere. E dopo la discesa che praticamente ha visto
sfilare tutti i carri fino al porto. Guardate qua la folla che ancora li attende. Le persone che erano su sono ancora su, non è che sono queste sono altre persone che si sono messe qua per aspettare i carri, e a questo punto noi adesso andiamo al porto perché c'è la sorpresa finale. Amici, a questo punto siamo arrivati al momento della sorpresa, siamo davanti alla spiaggia, però io vorrei farvela presentare dall'amico che ho qua vicino a me. Amici, adesso vi facciamo vedere la sorpresa finale, ora è mezzanotte, i fuochi d'artificio.